Mette un piede in fallo e poi cade nel vuoto per circa 100 metri. Una donna muore sotto gli occhi del marito e dei figli. La famiglia, di turisti olandesi, si trovava in vacanza in Trentino e stava percorrendo un sentiero sulle pale di San Martino. Ancora maltempo tra la Val di Passa e il confine con il Veneto. Esondano diversi torrenti, alberi schiantati e passi chiusi. La macchina dei soccorsi in azione per garantire l'incolumità di diversi escursionisti sorpresi dai temporali. Esondazioni e smottamenti a San Martino di Castrozza, soccorsi al lavoro per monitorare e garantire la massima sicurezza. In Val Borzaga trovate morte 47 pecore. Per la provincia autonoma alcune sarebbero state colpite da un fulmine, mentre le altre, spaventate, si sarebbero gettate in un dirupo. Il presidente del Consiglio regionale, il leghista Roberto Packer, durante il dibattito sull'assestamento di bilancio, riferendosi ad alcuni progetti della cooperazione internazionale, avrebbe evocato la corte marziale futura, dice, termini inaccettabili, sintomo inquietante di un certo modo di ragionare. Il 30 luglio aprirà ad Arco il nuovo ristorante di Peter Brunner. Lo chef, originario della Val di Passa, torna in Trentino dopo le esperienze internazionali, una cucina curata nel dettaglio che punterà a riportare nell'Altogarda una stella Michelin. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con Cafacli. Cafacli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730.